Quello che volevo dire era introdurre il discorso appunto con una poesia e facendo riferimento, poi vi dico soprattutto ad un verso di questa poesia, perché l'indirizzo in questo caso di questa raccolta è quella di esprimere, se è possibile, l'indicibile, dire il non detto, cercare di arrivare alla parola primigenia, alla parola che sta alla base, voglio dire, parlare di una sorta di, potremmo dire, di archeoscrittura o prescrittura, cioè voglio dire che se poi il compito della poesia può essere quello di ricomporre la scissione tra ciò che poi, tra la cosa da trasmettere e l'atto della trasmissione, e quindi in qualche modo andare verso il periecon di Anassimandro, no? L'orizzonte indistinto dove le cose si perdono, quell'orizzonte che poi diventa sempre più lontano man mano che crediamo di arrivare alla conoscenza. È in grado lo spazio vuoto d'essere tempo, raccolto nella cruna, è in grado il tempo vuoto d'essere spazio, raccolto nella cruna, è in grado il vuoto d'essere tempo e spazio, raccolto nella cruna, e la cruna è tempo, è vuoto, è spazio, è spirale, richiamo, vortice, è il nulla, estremo arcobaleno, di spatula di notte. Il libro di Francesco Di Giorgio, Il non detto, proprio la poesia è il non detto del quadro, si inserisce in quello spazio appunto dove finisce l'immagine e inizia l'interpretazione e il simbolo. E ecco, questo libro, questa poesia è una poesia che ho chiamato Poesia della soglia, proprio per riallacciarmi alla prima parola del titolo, la cruna, ed è una poesia che porta avanti, quindi una poesia tautologica che porta avanti un discorso di ricerca e di sperimentalismo proprio sulla lingua della poesia. Voglio ricordare che all'inizio del secolo, nel 1916, Valéry scrisse appunto La crisi dello spirito, dove affermava che non soltanto gli uomini sono mortali, ma anche le civiltà sono mortali. Ecco, forse bisogna partire da questa riflessione per iniziare a capire il discorso sulla ricerca della poesia, del linguaggio della poesia, che in un contesto contemporaneo di manomissione della parola, come dicevi giustamente tu Francesco all'inizio, di grande crisi del linguaggio settoriale, quindi in tutti i campi, soprattutto del linguaggio della retorica, della politica, e quindi questa parola della chiacchiera, del sì, direbbe Heidegger. In questo contesto la parola della poesia acquista una responsabilità molto importante, perché è una parola di scavo, di ricerca, e questo libro è proprio determinato da questo scavo, da questa ricerca, da questa catabasi, da questa discesa nelle profondità del dire, e come è stato giustamente detto dal professor Muzzioli, ha una profonda vocazione filosofica. Della poesia con la filosofia, che è un rapporto appunto su cui bisogna capire bene, perché anche i nomi che sono stati fatti adesso di questi filosofi, che certamente poi anche Di Giorgio cita, degli Esergo, no? Quindi una linea, potremmo dire Nietzsche, Heidegger, Wittgenstein, Derrida, appunto, di una filosofia che esattamente per contrastare una ragione che è decaduta a ratio utilitaristica, è decaduta appunto a logica monomaniaca della produzione. Ecco, questa filosofia
come dire, sogna la poesia come esattamente risposta a un linguaggio di argomentazione sistematica, all'illusione di poter appunto circondare la realtà e la vita con delle risposte appunto definitive. E quindi esattamente questa filosofia che poi che cerca la poesia, che viene in aiuto a una poesia che cerca la strada per uscire dalla crisi e quindi cerca il massimo risultato, ma sapendo bene, appunto con una sorta di consapevolezza autocritica, che questo massimo risultato non può mai essere raggiunto, non può comunque mai essere fissato.